che in piena campagna elettorale, a pochi giorni dal voto, si vada a dire il prossimo sindaco sarà della Lega anziché di un altro partito, detto da parte di un sindaco di coalizione, io l'avrei evitato, perché è ovvio che qualcun altro nella coalizione magari si risente ed è sbagliato anche congelare le deleghe. Così il forzista Flavio Tosi a Ring guarda le tensioni di Casugana dopo le feroci polemiche sul tema sicurezza in città e in attesa dell'incontro chiarificatore tra lo stesso Mario Conte e il coordinatore regionale meloniano Luca De Carlo. De Carlo che rompe di fatto il silenzio pre-rendezvous con una foto postata sui social, lui che abbraccia le assessore Rosanna Vettoretti e Gloria Sernagiotto, congelate sì ma pur sempre sorridenti all'Osteria Arman, luogo simbolo della città dove certo non si passa inosservati, il posto ideale per lanciare un messaggio, tavola calda oggi a Treviso, scrive De Carlo, segue emoticon dalle 1000 interpretazioni, nel mezzo Tosi ribadisce quello che per lui è un principio. Sempre tenere distinta l'amministrazione comunale e l'azione amministrativa dalle campagne elettorali, perché altrimenti ogni volta che si va al voto, fra un anno e mezzo ci sono le politiche, cioè ogni volta che c'è un'altra votazione cosa fai? Blocchi l'amministrazione comunale, danneggi i cittadini perché devi litigare o confrontarti con l'avversario anziché con l'alleato. Ad aggiungere un tassello in questa crisi, che crisi solo formalmente non è Marco Della Pietra, candidato per Fratelli d'Italia, che parla apertamente di una questione personale tra Mario Conte e Fabio Crea, l'avvocato trevigiano autore delle dichiarazioni mal digerite dal primo cittadino. Li conosco entrambi, gli attori, e hanno entrambi un carattere piuttosto deciso. Conte ha fatto questa cosa qua, che voglio dire, sì, è più una narrazione che non un provvedimento serio, perché io non è che posso dirti bene ti congelo le deleghe o ce le hai o non ce le hai, posso evitare... È un bluff, quello non del è un bluff, congelamento. però è un modo per alzare un po' la voce. Ma quello che succede a Treviso a 10 giorni dal voto tra Lega e Fratelli d'Italia è solo l'antipasto per Fabio Bui, candidato presidente dei Popolari per il Veneto. Ho paura che ci sia un'ampia parte di questa legislatura che si giocherà proprio nella conflittualità totale tra i partiti di maggioranza.